Have yourself. In questo periodo di feste capita, ahimè, che molti si liberano dei propri amici a quattro zampe, cani e gatti nella fattispecie, per un breve periodo di vacanza. Ma ci sono purtroppo tanti cani randaggi che soffrono, come del resto noi, il freddo pungente. Cercano un qualsiasi riparo di fortuna, uno in particolare ha trovato un ottimo rifugio che lo mantiene caldo. Questa storia è stata immortalata da un uomo di Raffadali, Paolo Consiglio, che ha seguito un cagnolino randaggio che ha chiamato Natalino proprio in onore del Natale, una storia da libro cuore, come si suol dire. Natalino ogni sera, quando il freddo diventa insopportabile, oltrepassa la staccionata dove è stata allestita una classica mangiatoia e si stende accanto al giaciglio dove è posta la statua del Bambino Gesù, in un atteggiamento che potrebbe quasi definirsi d'adozione. Una classica storia di Natale, nonché l'ennesima prova della profondità dei sentimenti degli animali. Ogni sera la scena si ripete, quando le strade si svuotano dalla gente. Natalino osserva, prima in qualche cassonetto dell'immondizia consuma un pasto veloce, poi, lontano da occhi indiscreti, si dirige verso la grotta. Sarebbe il caso che qualcuno di buon cuore potesse prendersi cura di Natalino, anche perché tra qualche giorno, dopo l'Epifania, la mangiatoia verrà smontata e Natalino potrebbe soffrire il freddo. Questa bella storia, e per questo ringraziamo Paolo Consiglio che l'ha portata alla nostra conoscenza, dovrebbe far riflettere tutti coloro i quali abbandonano i propri amici sotto le feste o in prossimità dell'estate. Dovrebbe far riflettere che gli animali si devono trattare bene, che bisogna amarli perché a loro basta poco per amare noi. Sono esseri indifesi, ma agli occhi di Dio, perché credente, sono esseri viventi come noi, vanno quindi rispettati e amati. E questo ragionamento ci porta a un altro discorso, quello della notte di San Silvestro. Sappiamo benissimo che la gente ha voglia di festeggiare, ma non comprate i botti pericolosi, soprattutto non lanciateli in strada, perché ogni anno purtroppo sono sempre tanti i cani e gatti randaggi che muoiono. Il rispetto di se stessi passa attraverso il rispetto degli altri, uomini o animali, fa lo stesso. Natalino e i suoi amici sono liberi, amano la libertà, non vanno del male a nessuno, quindi anche noi comportiamoci di conseguenza.